cambiato il Veneto da quando Cortina d'Ampezzo ospitò le prime Olimpiadi del 1956? Noi abbiamo scelto di raccontarlo attraverso una cucina a legna, quella di Rachele Padovan, una donna ampezzana che seppe trasformare le proprie radici in un talento, diventando cuoca, amica e confidente di artisti, scrittori, attori e grandi intellettuali del Novecento. Io sono Silvia Fiore Scarabello e questo podcast è Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Il nostro viaggio era cominciato in una cucina, a Cortina d'Ampezzo, in località Salieto, davanti a un tavolo di legno segnato dal tempo, con le pentole di rame appese alle pareti e l'odore di burro che si mescolava al fumo di una stufa a legna. Da quella stanza siamo partiti per attraversare il Veneto. Abbiamo seguito le parole degli scrittori, le memorie di Mina, i passi degli ospiti illustri. Abbiamo rincorso i sapori che li legavano. Una zuppa d'orzo, un piatto di casunziei, un bicchiere di vino versato senza fretta. Siamo andati lontano e adesso torniamo. Torniamo dove tutto è cominciato, nella sua cucina. Ma questa volta la protagonista non è soltanto Rachele, è quello che ha lasciato sul tavolo. A casa ne ho 2 copie. La prima è l'edizione del 1981. L'ho trovata online, usata. Copertina color salmone, carta spessa e pagine leggermente ingiallite. Quando il corriere me l'ha consegnata e l'ho avuta tra le mani, ho notato qua e là qualche ditata d'olio e una macchia più scura accanto alla ricetta dei canederli. Qualcuno ha cucinato davvero a partire da queste pagine, non le ha solo lette. L'altra copia invece è più recente. È la versione ripubblicata nel 2023 da Tarka Edizioni. Una copertina verde acqua patinata, linee più pulite e carta più compatta. Il titolo è lo stesso, La cucina ampezzana di Rachele Padovan, con presentazione di Giuseppe Maffioli e prefazione di Neri Pozza. Quando tengo questo libro tra le mani, penso che non è soltanto un ricettario, è un testamento. Dentro non ci sono solo ingredienti e dosi, ci sono stagioni che si alternano, ci sono storie della tradizione locale. Ci sono perfino disegni, quelli di Mariuccia Buscicchio, altra nipote di Rachele, e ci sono annotazioni e ricordi. C'è insomma un modo di stare al mondo. La cucina di Rachele non nasce come progetto imprenditoriale. Prima che diventasse un ristorante, la sua era semplicemente una casa che affittava qualche stanza e dava da mangiare. È lei stessa a raccontarlo. Le presta la voce l'attrice Marica Rampazzo in un passo tratto dal libro intervista di Franco Volcan, dove Rachele ricorda come tutto è cominciato e come ha mosso i primi passi in cucina. A Cortina, appena finita la prima guerra, tutti i contadini che avevano la disponibilità di una casa grande affittavano le stanze e davano da mangiare. Quelli che fanno l'agriturismo oggi, in fondo, non hanno scoperto proprio nulla. Anche noi affittavamo qualche camera con uso di cucina. La stua era in salotto e insieme la stanza da pranzo. Non avevamo ancora i servizi igienici, vi era solo una grande pulizia, un grande ordine. D'estate eravamo sempre in campagna a lavorare. Ricordo che già nel 22-23, ero ancora bambina e facevo la prima elementare, avevamo gente. Noi li chiamavamo siori. Erano per lo più professionisti, medici, insegnanti o professori universitari, tutti italiani. Solo una volta abbiamo avuto una famiglia di spagnoli. Rimanevano da noi anche 2 mesi. Quando abbiamo messo a posto la casa e abbiamo messo i bagni, il riscaldamento e trasformato il fienile, sono aumentate le stanze. Abbiamo inoltre ricavato una nuova sala da pranzo e così sono aumentati gli ospiti. Ho imparato a cucinare, a preparare dei piatti diversi da autodidatta, con la sola sperimentazione. Ero sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, di nuovo, di strano. Impara da autodidatta, Rachele, in un territorio dove non cresce quasi nulla d'inverno e dove l'estate è breve. Per capire cosa fosse davvero la cucina ampezzana prima che diventasse un prodotto turistico, ho chiesto aiuto a chi la studia da anni. È la voce di Paola Franco, consultrice dell'Accademia Italiana della Cucina
e profonda conoscitrice della storia gastronomica di Cortina. Bisogna tenere conto che Cortina ha delle origini particolarmente variegate per quanto riguarda la cucina, perché è stata fino alla fine del 400 sotto Venezia, quindi influenza veneziana, e dal 1511 sotto l'impero austro-ungarico. Di conseguenza anche lì le cucine sono state varie e le influenze si sono poi sommate. E cosa c'era? Di base a Cortina, territorio molto alto, quindi difficoltà di coltivazione, ortaggi pochi, frutta poca, c'erano giusto le mele, le albicocche, tenendo presente che l'albero di albicocca era fondamentalmente tenuto vicino a casa perché serviva per togliere l'umidità dai muri, dalle fondamenta delle case, che quasi tutte non avevano veramente fondamenta, quindi la terra tirava su e l'albicocco serviva bene per questo. Verdure pochine, le rape andavano benissimo perché si conservavano benissimo per l'inverno. Poi la fava era coltivata in maniera, veramente intensiva qui a Cortina perché era l'unica che poteva darti un bel nutrimento anche durante l'inverno. E poi c'era la carne. Si mangiavano soprattutto polli e maiali. Le galline, invece, avevano diritto a un trattamento speciale. Cosa molto buffa, perché c'erano veramente alcuni villaggi che non consideravano le galline commestibili. Raccoglievano le uova, consumavano le uova, le galline potevano morire di morte naturale, secondo loro, che tutto sommato, magari le facevano felici. I vitelli venivano venduti a caro prezzo ed erano l'introito maggiore per chi commerciava in carne. Le vacche venivano tenute per il latte perché c'era il formaggio e il latte, che era un'altra bella base per l'alimentazione. E il maiale, come dicevo prima, è invece la cosa principale. C'erano anche allevamento di pecore, ma le pecore servivano per la lana. Si mangiavano anche tante patate, arrivate a Cortina a fine Ottocento, e i fagioli. Questo tipo di cucina nasce prima di tutto come strategia di sopravvivenza. Le rape si conservano, il maiale si divide in 52 pezzi, uno per ogni domenica dell'anno per insaporire la zuppa d'orzo. La stagionalità non è una moda recente. Nei territori di montagna è necessità climatica. Eppure dentro questa apparente povertà c'è un'inventiva sorprendente. Dentro il suo libro quei piatti ci sono tutti. Primi, secondi, dolci, perfino le grappe. Casunziei, canederli, minestre d'orzo, carafoi, fartaies. Una geografia precisa di sapori che attraversa le stagioni. Ma non sempre trovi le grammature, non sempre è indicata la misura esatta. Quello di Rachele è un libro che presuppone esperienza. Chi lo apre deve già sapere qualcosa. Deve aver impastato, assaggiato e anche qualche volta sbagliato. È un po' come quando chiedi la ricetta di una torta alla nonna e lei, con assoluta serenità, ti risponde che la farina la mette a occhio. Il punto è che certi piatti non si imparano solo leggendo, si imparano guardando le mani. Sono ricette tramandate per generazioni a voce, di cucina in cucina, di madre in figlia. E hanno rischiato di scomparire proprio nel momento in cui Cortina è diventata una meta ambita a livello internazionale. Con i giochi del 56 cambia tutto. Negli alberghi la cucina si trasforma, si internazionalizza e guarda altrove. La tradizione locale viene messa da parte, quasi fosse qualcosa di troppo semplice e di poco elegante. Proprio mentre il mondo arrivava a Cortina, i sapori di casa rischiavano di essere dimenticati. Fuori la modernità, dentro casa Padovan la memoria. Ma la memoria non è immobilità. Rachele è stata bravissima a mandare avanti di pari passo sia la cucina tipica, locale, quella che ha imparato dalla mamma, con quello che era arrivato a Cortina di nuovo. La bravura di Rachele è stata proprio questa, di portare avanti sia questa cucina, chiamiamola innovativa per Cortina, facendola sposare perfettamente con la tradizione, ma nello stesso tempo dando grande risalto ai piatti della tradizione. Rachele si lascia incuriosire anche da piatti che arrivano da lontano, dal sud. Grazie alla sorella Elvira, che sposa un carabiniere pugliese, nella cucina di Salieto, tra un risotto alle erbe e un piatto di casunziei, trovano spazio nuovi sapori, a cominciare dai pomodori secchi e dalla mozzarella. A ricordarlo è la nipote di Rachele, Mina.
si attingeva un po' dappertutto. Erano famosi i panzerotti, dei piccoli panzerotti così per antipasto, fatti con la pasta lievitata e le patate, ripieni di formaggio e prosciutto e fritti in maniera, al momento insomma, ed erano la ricetta sorrentina e diventavano tutti matti. Ricordo che la moglie di Tito Stagno, il giornalista, una sera disse: sai quanti panzerotti ho mangiato? Pensavo una signora piccolina, magrolina, dico beh, ne avrà mangiati 6, 7. No, dice veramente ne ho mangiati 15. Dico signora, complimenti. Ecco, questo era il modo di fare la cucina della Rachele, insomma, piaceva a tutti ed era molto semplice alla fine, non era niente di particolarmente complicato, ecco. Una cucina semplice, ma mai banale, fatta con ingredienti freschissimi, presi direttamente dall'orto. C'era l'orto che la Rachele curava molto, aveva tutte le erbe possibili e immaginabili, infatti faceva un risotto, ecco adesso mi è venuto in mente, il risotto della Rachele alle erbe era fantastico, con dei profumi e delle cose meravigliose, metteva dentro qualcosa come 15 diverse qualità di erbe odorose, quindi era uno spettacolo insomma. E veniva fatto il risotto, poi veniva coperto un attimo e quando tiravi sul coperchio veniva fuori un profumo meraviglioso. E oggi che cosa resta di quella cucina? A pochi chilometri da Salieto c'è un ristorante che lavora sugli stessi ingredienti poveri. Lo chef è Riccardo Gaspari e appartiene a una delle più antiche famiglie ampezzane. Da ragazzo non sognava la cucina. Frequentava la scuola di falegnameria, era uno sportivo. Ha girato le Alpi in lungo e in largo, sciando forte in discesa libera. Poi la montagna, come spesso accade, lo ha riportato a casa. Ha lasciato le piste per aiutare i genitori tra le vacche, il fieno, il maiale da dividere e mettere via per l'inverno. È lì che si è formato il suo palato prima ancora della sua tecnica. Accanto a lui c'è la moglie Ludovica Rubbini, bolognese, arrivata a Cortina e rimasta. Insieme hanno trasformato quell'eredità contadina in un progetto preciso. Il San Brite, un ristorante che oggi ha una stella Michelin e una stella verde per la sostenibilità. Allora, io non volevo fare lo chef, io volevo fare lo sportivo. Ci ho provato, ma non ce l'ho fatta. E ho fatto la scuola di falegnameria perché mio padre era un artigiano falegname e quindi tutte le scuole che potevo scegliere ho scelto quella che forse mi sembrava più, sentivo sempre parlare di falegnami, di cantieri e quindi quella pensavo fosse il mio futuro, diciamo, no? E dopo mio padre era artigiano ma ha sempre avuto la fattoria, la stalla sotto casa. Sono cresciuto in una vecchia casa ampezzana col fienile e la stalla al piano terra, quindi io prima di andare a scuola salutavo i miei, mio padre che era in stalla e poi andavo a scuola e quindi io sono cresciuto in una famiglia così. I miei genitori ammazzavano il maiale, mettevamo via la carne, gestivano l'economia familiare in questo modo, quindi sono sempre cresciuto con ottime materie prime e quindi probabilmente mi sono costruito anche un buon palato senza saperlo e senza volerlo. Ho cominciato a fare il pastore con mio padre, quindi mungevo le vacche, mi occupavo dei maiali, delle capre e stavamo sui Malga, quindi vendevamo il latte, noi così è nata l'azienda. Vendevamo il latte a una latteria più grossa, avevamo 3 vacche, questo era l'inizio della nostra attività. Quello mi ha aiutato molto a capire, non dico la fatica di allevare, però insomma l'impegno che uno ci deve mettere per allevare, per avere il latte, insomma tutta quella filiera che spesso chi lavora in cucina studia ma non pratica. Io l'ho praticata, non per tanto tempo, però comunque l'azienda ha ancora la stalla, quindi diciamo che le cose da fare sono sempre tante e facevamo il fieno, tutte quelle cose lì, molto bello. È il 2004 quando i genitori di Riccardo, che nel frattempo è diventato maestro di sci, prendono in gestione l'agriturismo e il Brite dell'Arieto. Lui li aiuta durante l'estate. Mia madre mi ha insegnato le ricette quelle più tradizionali, quindi dai chenedali ai casonzei a spezzatini, torte, quelle classiche da linzer a grano saraceno, quelle cose lì, torte di mele, mi ricordo che facevo queste cose qua. E la svolta poi però è stata quando io mi fidanzo con Ludovica inizia a dare una mano su al Brite dell'Arieto
Quindi per stare insieme decidiamo di lavorare insieme al Brite dell'Arietto, io in cucina, lei in sala. È nata così, ci siamo appassionati lavorando per stare insieme, è nata la storia lavorativa insieme a una storia di due ragazzi che si innamorano per stare insieme, lavorano assieme. Ci piaceva, ci siamo appassionati al mondo della ristorazione, ma non conoscevamo nulla di questo mondo, quindi ci appassioniamo ai vini, ci rendiamo conto che è un mondo che spazia dal design ai vini, agli agricoltori, ai ristoranti stellati, insomma poi è stato bellissimo e dopo niente, da lì siamo partiti e siamo arrivati qua. Se la cucina ampezzana è sopravvissuta, lo dobbiamo alle case, alle ricette tramandate a voce dalle mamme e dalle nonne. È Ludovica a raccontarci come a El Brite dell'Arietto tutto è partito da una donna. Cortina è un luogo che ha una forte tradizione e una forte comunità e devo dire che nei racconti che io sento sono sempre state le donne a cucinare, nonostante oggi nella cucina, soprattutto di alto livello, siano tutti chef uomini, però devo dire che qui chi detiene ancora le ricette segrete sono le donne. La mamma di Riccardo, Giuliana, lei ha sempre cucinato per la famiglia ovviamente, quindi Riccardo racconta che si ricorda di sua mamma che impastava i canederli o che faceva i casunzei a mano uno a uno, quindi ha sempre fatto cucina per la famiglia. Poi ovviamente quando hanno deciso di prendere in mano l'agriturismo ha dovuto fare un corso, quindi a un'età adulta si è messa a scuola, si è messa a studiare, ha ripreso quello che le mancava e quindi è diventata una cuoca. Riccardo ha un forte rispetto per la figura femminile, devo dire, vabbè, nella vita in generale, ma anche in cucina, nel senso che la sua prima sous chef è stata una donna, proprio perché lui rivede nelle donne la cura, il dettaglio e anche un palato diverso rispetto all'uomo, nel senso che gli uomini sono molto tecnici, sono bravissimi a eseguire quello che viene fatto, poi ovviamente hanno una forza che le donne non hanno, però le donne hanno quella raffinatezza che secondo me ci vuole, soprattutto se fai una cucina come la nostra che deve mantenere un certo tipo di identità col territorio. Nella cucina di Riccardo trova spazio anche il libro di Rachele. Ovviamente io l'ho letto il libro e l'ho anche studiato molto, nel senso che tutt'oggi è forse l'unico libro che sta in cucina su Al Brite dell'Arietto, è quello che viene consultato ancora forse di più, perché ha delle ricette molto interessanti che noi non facciamo, nel senso non replichiamo le ricette del libro, però quando decidiamo di cambiare magari i piatti o fare dei piatti nuovi, comunque una letta su quello che faceva Rachele, io la guardo, gliela faccio guardare anche ai ragazzi perché penso che sia un libro sulla cultura della cucina ampezzana che serve per chi lavora qua e chi vuole fare un lavoro diciamo come lo facciamo noi. Prendiamo spunto, poi ovviamente adesso i tempi sono cambiati, il palato delle persone è diverso, molte ricette sono attuali, molte ovviamente con i tempi le cambiamo un po', però sì, io penso che lei abbia lasciato, per quanto mi riguarda, un'eredità più che di ricette, di filosofia di cucina, nel senso che la sua cucina, come era la cucina dei primi del Novecento, sicuramente era una cucina povera, nel senso che qui d'inverno non cresceva nulla, d'estate crescevano solo adesso le verdure, che mettiamo nel recipiente delle verdure invernali, quindi dai cavoli, cavolfiori, patate, porri, tutta quella parte. E se vogliamo fare una cucina come stiamo facendo noi qua al San Brite e anche al Brite dell'Arietto, gourmet con quegli ingredienti lì, è una grossa sfida, però penso che sia questa l'eredità della cucina ampezzana e nel senso della cucina ampezzana o alpina, la direzione che deve prendere penso che sarà questa. Quindi ingredienti poveri, però ovviamente più avanza la tecnologia, più ci sono conoscenze in cucina, più si possono creare cose nuove. La grossa sfida è, per esempio, trasformare un cavolfiore in un piatto memorabile. I piatti, quelli più apprezzati, sono comunque piatti vegetali, tipo non so, faccio un esempio, un cavolfiore, noi lo serviamo qua ormai da 2 o 3 anni, è ancora uno dei piatti che impressiona di più perché un cavolfiore non ha un gran sapore, però se tu lo lavori in un certo modo riesci a dargli un sapore e a farlo diventare straordinario, no? E quindi anche, non so, lo spaghetto al pino mugo. Il pino mugo una volta si usava, però magari più aromatizzare grappe o in un altro modo. Noi abbiamo fatto questo spaghetto al pino mugo, che comunque è un ingrediente alpino, e lì riesci proprio a mangiare il territorio. Quindi quello secondo me è sicuramente il futuro della cucina gastronomica, secondo me, però era anche il passato, nel senso una volta quando tu mangiavi qua mangiavi il territorio, no? E quindi il futuro della cucina di alto livello sicuramente è un avvicinarsi al passato a livello di sapori di territorio, però
elevando tutti questi sapori al massimo dove si può arrivare, insomma. Quando Riccardo parla dei suoi piatti, indica una direzione precisa. Un lavoro che parte da ingredienti semplici e li porta a un altro livello. Accanto a lui però c'è una presenza fondamentale, perché un ristorante non è solo cucina. In sala c'è Ludovica. È lei a prendersi cura dell'accoglienza e il pensiero torna inevitabilmente a Rachele. Quello che ha sempre affascinato molto e che mi dispiace non averle mai potuto chiedere, cioè la domanda che le avrei fatto, essendo io una donna di sala, è quanto deve essere stato bello accogliere certe persone in casa. Nel senso che per me ovviamente il 50% del ristorante viene dall'accoglienza e dalla sala, e spesso è capitato che noi invitassimo dei clienti a casa nostra per aprirgli le porte di casa, e penso che questo sia una cosa meravigliosa che lei ha fatto, molto anche moderna rispetto all'età in cui l'ha fatta, il tempo in cui l'ha fatta, ed è affascinante perché comunque invitare le persone, cucinare per loro e vederle sedute al tavolo di casa, secondo me è una cosa che ha un fascino incredibile, soprattutto perché era molto misterioso. Comunque c'erano delle regole ferree per essere invitati da lei e essere accolti in casa sua, quindi diciamo che mi dispiace che non ci sia un libro sull'accoglienza, perché credo che lei avrebbe potuto scrivere delle parole veramente uniche. Accogliere è qualcosa di molto diverso dal servire e anche dal vendere. Accogliere è un gesto più antico, è rispetto per l'ospite e per ciò che si mette in tavola. Rachele questo lo sapeva, e forse è anche per questo che la sua cucina è rimasta nella memoria di tanti. Nel libro intervista pubblicato da Franco Volkan nel 1999, poco dopo la morte di Rachele, c'è una domanda diretta. La risposta, semplicissima, racchiude una filosofia di cucina molto precisa. Rachele, perché la tua cucina era così amata? Il segreto per una buona cucina è forse quello di prendere dalle cucine di tutte le regioni, mescolare i diversi piatti, studiarli, riproporli senza però snaturare l'originalità. La mia cucina è piaciuta, continua a piacere, forse perché propongo cibi solidi, tradizionali, consistenti, saporiti, con dei sapori appunto ben precisi. Questo ritengo sia molto importante. Gli spinaci hanno il gusto degli spinaci, i funghi hanno il gusto dei funghi e via dicendo. Noi abbiamo sempre cucinato per poca gente. Se si cucina per 20 persone si può curare un piatto, specialmente i primi, ma non solo, anche i dolci, tutto insomma. In queste parole di Rachele c'è tutto. C'è la sua idea di cucina, certo, ma c'è anche il suo mondo. Cucinare per poche persone, 20 appena, sistemate attorno a un tavolo e a una stua. Rispettare le materie prime, lasciare che i prodotti restino riconoscibili, senza coprirli, e allo stesso tempo non chiudersi. Forse è proprio in quella misura contenuta che questa storia trova il suo senso. Perché in questa valle alta e severa la modernità non ha cancellato le radici, ha solo imparato a lavorarle meglio. E così, ancora oggi, gli spinaci devono sapere di spinaci e i funghi semplicemente di funghi. E allora forse il nostro viaggio finisce come era iniziato, attorno a un tavolo, con il profumo che sale piano e qualcuno che aspetta di essere accolto. Se vi capiterà di sentire che un piatto sa davvero di quello che è, fermatevi un istante. Lì dentro c'è una storia. Noi vi salutiamo così, con un grazie e con una porta socchiusa. A presto. Avete ascoltato Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Un podcast realizzato da Madagascar Communication con il contributo di Regione del Veneto. Scritto da Anna Ferrarese e Silvia Fiore Scarabello.
La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione audio sono di Andrea Ascani per Globe Studio. La creative producer è Giada Kervatin. Il fonico di presa diretta è Michele Bacelle. Le fonti e i contributi audio sono indicati nella sinossi. Un ringraziamento speciale a Mina Buscicchio Balsamo, Marica Rampazzo, Paola Franco, Riccardo Gaspari, Ludovica Rubini e al Comune di Cortina d'Ampezzo.